12 maggio 1974, 12 maggio 2014. Sono passati 40 anni da quando gli italiani, con referendum abrogativo, si espressero a favore del divorzio. 40 anni nei quali il tessuto sociale e familiare del paese è profondamente cambiato e la provincia di Treviso non fa eccezione. Il numero di coppie che dopo periodi più o meno lunghi di matrimonio ha deciso di dirsi addio è stato in questi 40 anni in costante, continua crescita. Solo negli ultimi 4 anni però si è stabilizzato. 1100 le coppie che si sono separate, 830 quelle che hanno divorziato l'anno scorso, dati sostanzialmente simili a quelli dei 2 anni precedenti, già perché la crisi si è fatta sentire anche sui matrimoni. Sempre maggiore il numero di sposi che, pur desiderando di porre fine alla loro unione, non lo fanno per ragioni economiche. Troppo oneroso affrontare non solo le spese vive del divorzio, ma soprattutto quelle successive, e così aumenta il numero dei separati in casa. Esistono persone che non si separano, proprio non richiedono la separazione perché non possono, oppure che la richiedono ma continuano a vivere insieme perché non riuscirebbero a gestire in maniera diversa le loro vite, non potrebbero avere 2 appartamenti e quindi si limitano a prevedere dei turni in cucina per non pranzare insieme, per non incrociarsi, ma continuano a condividere gli stessi spazi, insomma. La maggior parte delle separazioni nella Marca, oltre l'80%, sono consensuali, solo il 20% ricorre alla decisione del giudice per risolvere la controversia. Il 70% dei matrimoni viene ancora celebrato in chiesa ed è in forte crescita in provincia di Treviso, come del resto in tutto il nord-est, il numero di coppie che si rivolge alla Sacra Rota per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Nel giro di questi 40 anni siano decuplicati almeno rispetto a quel che accadeva nel 74.